Eccoci qua cari telespettatori, ben ritornati con noi al nostro consueto appuntamento e parliamo, perché è doveroso farlo anche ogni tanto, anche noi, di formazione professionale, parliamo di possibilità di crescere nell'ambito scolastico con certe scelte e di organizzazione in questo settore. Lo facciamo con Giorgio Sbrissa, ben ritornato, era un po' di tempo che non avevamo l'opportunità di vederci, che è diciamo, il neopresidente di Forma Veneto, nuovo presidente di Forma Veneto, ma già viene da ENAIP, di cui è amministratore delegato, giusto, di ENAIP Veneto, ente di formazione professionale. Duplice veste, a noi va benissimo, da un lato per parlare il ruolo di Forma Veneto e anche questo nuovo incarico che comunque è una sfida, perché insomma sono sempre cose importanti, ma poi entrare con il discorso di ENAIP Veneto, la formazione professionale, l'orientamento dei giovani, l'opportunità e il contatto tra mondo del lavoro e scuola, che in questo momento è un po' messo tutto in subbuglio e anche in grande discussione proprio per la difficoltà dell'approccio alla scuola in sé per sé e adesso all'orientamento scolastico. Tanti sono state le famiglie che ci hanno anche contattato dicendo: guardate, vi segnaliamo che l'orientamento scolastico non c'è, sembra, e quindi adesso vedremo di capire anche insieme. Allora, nuova sfida, Forma Veneto. Che cos'è Forma Veneto? Che magari i nostri telespettatori non la conoscono. In Italia e particolarmente in Veneto, quanto in Veneto, in Lombardia, sicuramente nel nord Italia, esiste la possibilità concreta, non perché non esista ma non è reale come succede da noi, di fare una scelta quando si va a scuola. Si può scegliere, che è la legge, un percorso di educazione, così come noi tutti conosciamo, che è quella dei licei piuttosto che gli istituti professionali. L'altra gamba del sistema educativo in Italia è l'istruzione e la formazione professionale. La distinzione grande fra i due dove sta? Da una parte c'è un mondo che possiamo definire un po' più teorico, da un'altra parte, nel caso della istruzione e formazione professionale, c'è il laboratorio. Chi sceglie questi percorsi, in Veneto sono oltre il 10% delle ragazze e dei ragazzi, vuol dire fare oltre il 50% di laboratorio e esperienze di lavoro pratiche in azienda, che chiamiamo stage, piuttosto che tirocinio, piuttosto attraverso il sistema duale. Entrambi questi due percorsi permettono di conseguire un diploma. Da una parte ci sono i diplomi che noi conosciamo normalmente, quelli, stavo facendo l'esempio del liceo, dall'altra parte abbiamo un diploma che ha una caratteristica, è un diploma professionale, tecnico professionale. E la traduco diversamente: chi sceglie questo percorso, che sono entrambi, poi possono permettere gli sbocchi tanto alti tipo le università, con strade diverse, tanto lavorativi, ma sicuramente quello dell'istruzione e formazione, è orientata al lavoro con i livelli alti, perché quando uno consegue un diploma ha un livello corrispondente europeo, quarto EQF, che vuol dire so fare con autonomia e specializzazione determinati lavori. Quali sono? È il meccanico auto. Oggi chi fa un percorso di meccanica auto, per esempio, è un ragazzo che esce, che può aprirsi un'officina, sa mettere le macchine su una macchina ibrida, per esempio, che è una professione ricercatissima. Tutto quello che voi conoscete, che è l'ambito della ristorazione, tanto lavorare in cucina, tanto lavorare in sala. C'è tutto l'ambito elettronico, dell'elettronica, dell'automazione, c'è l'ambito della meccanica, e io di questa dopo ne vorrei anche parlare. C'è l'ambito dei servizi alla persona, quindi che anche quelli sono importantissimi adesso. Sono importantissime e sono richiestissime anche queste. Complessivamente questo sistema, e rispondo alla domanda chi è Forma Veneto. Forma Veneto è l'associazione che a livello del Veneto riunisce quelli che fanno formazione professionale. Quindi coordina tutte queste scuole della formazione, sì, sostanzialmente. In Veneto in particolare c'è una caratteristica, ma è molto forte anche in Italia. La formazione professionale in maniera trasversale, nel caso Forma Veneto,
cos'è? È un'associazione cristiana, perché oltre il 90% degli enti o imprese sociali, tutti non profit, che fanno questa attività, che lavorano nell'ambito dell'istruzione e della formazione, hanno una matrice cristiana. Possiamo dire ognuno ha i propri carismi, di fondo c'è un po' un'idea anche di Don Bosco molto forte. Vengono tutti da storie lunghe, minimo dalla seconda guerra mondiale in poi, tipo ENIP, ma anche c'è, immaginate i salesiani che ne fanno parte, o tutte le congregazioni religiose che fanno capo a un mondo che si chiama FICAP, hanno tutte comunque una storia cristiano-religiosa che parte da ben prima. La caratteristica fondamentale di questa scelta è sicuramente il lavoro, dalla continuità, se uno vuole. Ci sono dei percorsi che oggi si comincia a parlare, perché l'ha detto anche Draghi, ci sono gli ITS, gli FTS, per cui uno volendo, dopo il quarto anno che ha un diploma, una specie di master, fa questi master per cui consegue specializzazioni ancora più alte. Devo dire che normalmente la maggior parte delle nostre ragazze e i nostri ragazzi vanno a lavorare, perché fanno questa scelta. Sì, io lo grido qui. Guardate che noi anche in questo momento di grande crisi abbiamo un bisogno, in certi ambiti poi in particolare, altissimo di lavoratori specializzati. Altissimo. Vedevo tra l'altro per la richiesta degli industriali Centro Veneto che il 60% delle richieste non verrà soddisfatta di nuovo personale per mancanza di competenze da parte del potenziali richieste, cioè ricerca di candidati, quindi il 60% di posti che saranno vacanti è un numero importante. È un numero importantissimo. Ma a questo punto, sempre Forma Veneto, dopo entriamo anche nel merito specifico di come acquisire l'importanza della collocazione, che è fondamentale per dare un po' un orientamento. Solo mondo dei giovani o anche riqualificazione professionale? Perché adesso in questa situazione, adesso non è in questo momento, tra qualche mese, ai noi, forse molti dovranno anche rivedere questa posizione. Ma io qualche tempo fa, io sono anche presidente dell'associazione che riunisce gli enti di formazione a livello europeo. Insieme con altri soggetti europei, poco tempo fa, soggetti prestigiosi, abbiamo fatto un appello, eravamo in cambio di governo, ahimè, all'allora Premier Conte e rinnovato a Draghi, perché sapete tutti si parla della Next Generation EU in questo momento, di questo piano e di tutti questi soldi che arriveranno per l'Italia dalla Comunità Europea. Quello che noi abbiamo posto è questo: non possiamo immaginare di spendere bene questi soldi quando abbiamo un paese che ha un livello delle competenze che è basso, e mi rivolgo non tanto ai giovani quanto a tutta quella fascia di popolazione che ha più di 30 anni fino a 65 in fascia lavorativa e che ha un livello di competenze che è basso. Quindi per raggiungere il risultato, per portare bene a casa questi soldi, per fare sviluppo, per crescere come sistema e in competitività di Paese Italia, non potremo raggiungere questo risultato se non abbiamo le competenze. Ma soprattutto i progetti che coinvolgano le competenze, perché si parla di assenza di progettualità e di chi è capace a fare questi progetti che siano accettati dall'Europa, perché Draghi in realtà adesso avrebbe proprio questo. Io parlo come ENIP, ma parlo anche a nome degli altri aderenti a Forma. Abbiamo sicuramente una grandissima progettualità, abbiamo persone che fanno di lavori progettisti, perché bisogna scriverli poi questi progetti. Saperli scrivere, ma soprattutto avere un'idea, perché dopo scrivere ci sta anche, ma avere un'idea che sia coerente con l'idea di sviluppo. Questa è una cosa importantissima. Mi permetto anche di dire un'altra cosa, perché sento tanta confusione, perché a volte c'è anche il gioco della politica, a volte in mezzo. Guardate che la questione per l'Europa è molto semplice: è un mercato fatto di paesi che deve competere contro altri sistemi paesi. Deve competere contro gli Stati Uniti piuttosto che la Cina. Questa è la questione, è molto banale, ed essere molto competitiva. L'Europa ha detto una cosa molto semplice: quando parliamo di green non parliamo solo di aspetti giusti, corretti, ambientali, ma parliamo di imprese che lavorano e producono beni e servizi nell'ambito green. Quando parliamo di digitale non parliamo del digitale così come una cosa che ci deve essere. Se sai usare il digitale puoi far bene
e far sì che le imprese europee che lavoreranno nell'ambito green, dove noi dobbiamo essere delle eccellenze, siano in grado di farlo meglio. Anzi, se non hai competenze digitali non potremo concorrere in questo mercato. Quindi, riassumendo, tutte le imprese europee devono diventare le migliori e più brave imprese in quello che sarà per forza uno sviluppo di tutto il mondo, nell'ambito del green, che vuol dire anche ipotizzare, saper fare, che ne so, filtri d'aria di un certo tipo, servizi di controllo delle emissioni di altro, cioè tutti quanti delle cose, delle caratteristiche di aziende che magari possono anche, già senza dubbio il nostro territorio può dar vita, però bisogna vedere che ci sono le persone che sono in grado di lavorarci dentro, e quindi tra virgolette manovalanza qualificata. Bisogna un attimo che c'è formare queste persone. C'è un messaggio da qualcuno: ormai le scuole pubbliche pensano solo a chiudere gli anni scolastici in modo meno doloroso possibile, bocciare impossibile, la meritocrazia non sanno nemmeno cos'è, vai a scuola e ti comporti come vuoi, studi se vuoi, vieni promosso lo stesso. Mia moglie è insegnante e me lo dice lei, la direttiva è non bocciare. È la notizia di quest'oggi, tra l'altro. Sì, questa è però è una preoccupazione diffusa, Presidente, questa, e riguarda anche tanto le scuole professionali, cioè soprattutto in quest'anno, vabbè, sono 2 anni scolastici praticamente, non è uno scherzo. Adesso si dice promuovere tutti, non dico sei politico, però poco ci si avvicina, competenze raggiunte bassissime, livello scolastico altrettanto basso, però chi ne esce, se deve poi andare nel mondo del lavoro come dice lei, che poi un'azienda te lo deve prendere in carico, anche no, perché non vuole persone che non sappiano fare, che abbiano perso 2 anni scolastici. Lasciamo stare chi poi va all'università, si arrangerà con le proprie forze ad entrare nel merito, è un altro percorso. Avrà meno cultura, meno preparazione di base, ma chi va nel mondo del lavoro, se perde 2 anni all'ENAIP, che cosa succede? Tu perdi 2 anni, gli fa male, viene promosso lo stesso. Beh, guardate, quello che scrive, non so se sia una telespettatore, credo telespettatore perché parliamo, però non lo so. E è vero, noi abbiamo una situazione drammatica, anche su questo stiamo facendo dei percorsi ad hoc per questo. Cos'è successo? L'anno scorso sappiamo che nella scuola di Stato, non è vero nel sistema dell'istruzione, non è assolutamente vero, l'input è stato non bocciare. Questa insomma è una cosa abbastanza sì, nota. Ma infatti era ovvio. Cioè. E primo effetto, sicuramente i ragazzi che avevano maggiori debolezze sono stati quelli che da un certo punto di vista ne hanno tratto un vantaggio, dovevano essere probabilmente bocciati o recuperare, sono passati al secondo anno. Sicuramente situazione di incremento del disagio e della povertà educativa minorile. Perché? Perché chi era a casa e aveva genitori che avevano meno possibilità di avere tablet e avere genitori che meno li accompagnassero in un sistema di formazione a distanza, sono quelli che meno sono riusciti a fare. Adesso si trovano al secondo anno, uno ha iniziato il primo anno, si trova alla fine del secondo e fra poco, è già successo, gli arrivano i voti alla pagella e si rende conto che non è in grado di andare nel terzo anno e quindi sarà bocciato. Ma lei sa perché adesso dicono che invece no, molte scuole non bocceranno. Guardate, ci sono modi diversi per bocciare, c'è un modo formale di dire non hai passato, c'è un modo che è quello di dare voti bassi e alla fine le persone anche capiscono che forse quella scuola non fa per loro. Il problema è che queste ragazze e questi ragazzi si trovano in mezzo a un fiume e non possono andare né avanti né indietro in questo momento, perché siamo ad aprile. Si rivolgono, vogliono cambiare, a noi all'ordine del giorno, succede tutti i giorni, ragazze e ragazzi che arrivano, possiamo iscriverci all'ENAIP. Perché? Perché sanno che alla fine del secondo anno, anche se fossero promossi, sarebbero sicuramente bocciati in terza, perché non è che funziona così tutta la vita. Allora, l'invito forte che do io rispetto all'orientamento è questo: se pensate di fare un passaggio adesso, scusa ma qui no, allora io interrompo un attimo perché il messaggio è importante. Allora, attenzione là, situazione critica, il ragazzo non va bene, la ragazza non vanno bene, eccetera. Soluzione, mi iscrivo a un ente di formazione, l'ENEP della situazione. È corretto, non è corretto? Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme. Perfetto.